Sì, buonasera di nuovo. Ciao Ciao. Daniele, Ciao. mi senti Sì, bene? ti sento bene. Ok. Allora, intanto per rompere il ghiaccio comincerei con una domanda abbastanza ampia. Ti chiederei quali sono le scelte umane e cinematografiche che ci sono dietro a questo film e che hanno permesso di arrivare a questo racconto in soggettiva, come ho letto che è stato descritto, e in riferimento anche a quanto dicevi prima, quindi per arrivare anche a questa semplicità, in un certo senso, che c'è nel film, a questa scelta molto anche netta e di pochi ritratti molto particolari. Quindi quali sono le scelte appunto umane e cinematografiche, diciamo. Beh, insomma, potrei dirti che ho cercato di, beh, innanzitutto il mio modo di fare documentari, la mia attitudine rispetto ai documentari è un po' questa, insomma, chi magari ha avuto occasione di vedere altre cose documentaristiche che ho fatto, tipo il documentario in Bosnia del 2008, forse avrà rivisto alcune, come dire, avrà richiamo di uno stile, diciamo così. A me piace ascoltare la gente, farla parlare, creare una condizione attraverso la quale le persone si possano raccontare, magari anche con un frammento di una storia più ampia, magari con un racconto che può essere di durata varia, relativa, insomma, all'intensità emotiva di ciò che si vuole raccontare, anche raccontare le persone quando, quando capita l'occasione, quando questa cosa nasce un po' spontaneamente, anche legata a delle situazioni proprie, quotidiane, come ad esempio la prima signora che tutti i giorni va a pregare al cantiere. E, perché secondo me quello che io ho cercato di fare è stato appunto raggiungere una sorta di semplicità e questo ha voluto dire anche, come dire, per quanto mi riguarda, fare dei passi indietro rispetto anche alle mie idee, alle mie convinzioni e a ciò che, come dire, penso come cittadino rispetto a questa vicenda. Come dire, ho cercato di avere uno sguardo empatico e partigiano, ma comunque distaccato, perché non volevo fare una cosa, come dire, militante nel senso sterile del termine, no? Cioè un volantino che parlasse ai convertiti in qualche modo, no? Ecco. Volevo cercare di restituire la cosa che secondo me è la pietra angolare su cui si costruisce tutta questa vicenda, che è la straordinaria ricchezza di umanità che si incontra andando in un posto come la Val di Susa. E per ricchezza di umanità voglio anche dire ricchezza, come dire, di dialettica, di posizioni differenti, no? Che però, come dice molto bene il ragazzo di Radio Blackout, dice persone di tutte le gente di tutte le risme, dai cattolici ai monachici, si sono ritrovati e pensano che sia giusto opporsi con fermezza e determinazione a questa grande opera. Io credo che mi abbia guidato l'idea di, soprattutto rispetto a quelli che sono lontani non solo geograficamente, perché si può essere lontani dalla Val di Susa anche vivendo a Torino come ci vivo io conosco un sacco di gente che sono lontane dalla Val di Susa come se vivessero in un'altra galassia, no? Che non hanno capito nulla e non hanno nessuna intenzione di capire nulla e basterebbe andare lì e avere voglia di ascoltare e avere una disponibilità che evidentemente non vogliono avere. Chiusa parentesi. Ecco, io volevo restituire
questa, cioè volevo, pensando soprattutto appunto a quelli lontani, volevo che il documentario non solo in qualche modo facesse in modo di far scattare un meccanismo di riconoscimento delle persone che vivono quella vicenda e si riconoscessero in questo sguardo, ma soprattutto volevo che scattasse un senso di familiarità e comunanza nelle persone lontane rispetto ai protagonisti che ho cercato di raccontare. Cioè volevo che alla fine, quantomeno, il minimo sindacale, che lo spettatore dicesse beh, potrei essere al posto loro. Perché io penso che se manca, cioè se non si parte da questa sensazione, da questo sentimento di comunanza, di familiarità, di riconoscimento, cioè il resto dei discorsi rischia di essere fragile, nel senso che quella vicenda è una vicenda molto specifica, molto particolare e indica un posto preciso e infatti il titolo è Qui. Però questo qui è ovunque, perché le dinamiche che questa vicenda ha messo in moto sono, credo, riconoscibili da tutti anche non solo in questioni, come dire, territoriali, in questioni di contrasto con lo Stato, l'autorità o le organizzazioni criminali rispetto alla gestione del territorio, penso alla Terra dei Fuochi o anche al terremoto all'Aquila, ma anche in ambiti più ampi come quelli del lavoro, ad esempio, no? Io penso che il documentario e questa vicenda racconti, cioè il documentario raccontando questa vicenda tenta di raccontare in realtà qualcosa che trascende la Val di Susa e che è la frattura a tratti percepita come insanabile tra i cittadini e l'autorità, il potere e il popolo, e poi ognuno scelga il proprio modo di declinare questi due poli, no? Secondo la propria visione del mondo. Io penso che, secondo me, vista, considerata anche la spessa e molto efficace cortina fumogena che è stata costruita intorno a questa vicenda e intorno a queste persone, secondo me, non so, io a un certo punto ho pensato che forse valeva veramente la pena tornare a qualcosa di fondamentale, di basico, che sono le facce, le voci, i silenzi e la semplicità, ecco, la semplicità che ovviamente è molto, può e deve essere molto profonda e molto complessa anche. C'è qualche domanda in sala già? Fatto il microfono, c'è una domanda. Sì. Ma intanto se posso rapidissimamente dire semplicemente questo, ricordare quel tale Gesù di Nazareth che diceva, in tutti mi pare i Vangeli e chiaramente, ripetutamente, questo solo è il mio comandamento, amatevi gli uni gli altri. Quando sentivo fra gli altri quel cronista, mi pare di radio come Blackout, no? Quella sua, come dire, forte empatia, questa specie di, come dire, partecipazione che avvertiva quasi, potremmo dire, epidermicamente, era proprio esattamente l'amore della umanità. Già le nazioni, queste cose sono pseudoconcetti, no? Ecco, tutto questo è veramente una cosa assurda e così le istituzioni sono nate contro, ma ancora il Vangelo, il mondo è di Satana. Prima epistola di Giovanni, l'ultimo paragrafo. Ora passiamo, no, ne sto scherzando, se vuole, è il mio pane. Non sto ridendo perché, cioè, sto ridendo amaramente. Perché... Ma il mondo è Kratos, non è Politeia, tradotto male politica, è polis città, no, Politeia vuol dire cittadinanza, Kratos, cioè forza fisica in senso istituzionale, la forza in senso veramente fisico strettamente si dice dynamis, da cui dinamica, eccetera, banalità. La domanda era questa, non ho capito bene a un certo punto se Caselli, quella voce fuori campo, allora dice, non dice la verità, insomma 3 su 60 guarda, che erano accusati allora, solo della Val di Susa, perché poi alla fine invece si dice quasi il contrario, che erano migliaia accusate, era tutta la Val di Susa quasi accusata. Grazie, mi scusi. Niente, allora, dunque, il cartello alla fine
si riferisce a tutti e tra l'altro ce ne sono, io quando ho finito di fare il documentario il dato che avevo a disposizione era quello, credo che sia aumentato, i procedimenti giudiziari siano aumentati ancora. Quel dato è un dato generale che si riferisce appunto ai numeri di procedimenti giudiziari che ci sono rispetto alle lotte di queste vicende, e nello specifico, che è curioso perché tutti porterebbero a pensare che magari appunto le zone d'Italia dove c'è più alto tasso più alto rapporto tra procedimenti giudiziari e cittadini in territorio, magari, che ne so, adesso con tutto il rispetto, però magari a uno viene in mente, che ne so, la Campania, la Calabria, la Sicilia, no? Per dire, e invece era diffusa. E quello è un dato, come dire, generale. La questione specifica a cui fa riferimento quell'intervento con la voce off dell'autorità è i procedimenti, in questo momento non mi viene il termine esatto, c'è un lapsus, comunque l'inchiesta che è partita dopo gli scontri seguiti allo sgombero della Maddalena del 28 giugno 2011 e poi del 3 luglio, gli scontri la settimana successiva del 3 luglio. E quell'intervento, diciamo, quello stralcio di intervento si riferisce alla, diciamo così, filosofia che, almeno secondo le parole dell'ex procuratore, avrebbe dovuto esserci, la filosofia che lui rivendica, che c'è dietro a quell'inchiesta giudiziaria. Abbiamo questo intervento in cui lui appunto ribadisce il fatto che non è un intervento, non è un'azione giudiziaria contro il dissenso, non è un'azione giudiziaria contro la disusa, arriva dopo la storia di Guido Fissore, l'uomo delle castagne, come lo chiamo io, che racconta quella storia lì. E come dire, penso che mettere vicino queste due storie, queste due voci, produca, come in tutti i montaggi analogici che si rispettano, una terza, no? Credo che la storia di Guido quantomeno renda discutibile quella filosofia che l'ex procuratore sostiene di aver seguito. Tra l'altro voglio ricordare che, e questa è una cosa che è accaduta a febbraio, quindi dopo la fine del documentario, dopo che il documentario era uscito, quell'indagine, l'inchiesta, il procedimento giudiziario è arrivato a termine il processo di primo grado. Il Guido che avete sentito è stato condannato a 4 mesi, ma nessuno ha smentito quello che lui ha raccontato. E tra l'altro voglio ricordare che tra i condannati, che sono quasi 50, e hanno dato credo più di 140 anni di carcere, se non sbaglio, c'erano molti incensurati, e questi incensurati non sono state riconosciute le attenuanti generiche, che credo che sia una anomalia, ecco, diciamo così, nel senso che le attenuanti generiche a chi è incensurato, a meno che non compia veramente qualcosa di molto grave, vengono riconosciute quasi, come dire, di default, no? Come si dice. E quindi questa conferma del fatto che forse questa accuratezza, questa filosofia che ci enuncia questa voce, forse, ecco, ripeto, forse è molto discutibile e forse non regge alla prova dei fatti, ecco. Cioè, nel senso che comunque credo che sia del tutto legittimo immaginare, pensare che questa azione giudiziaria sia un'azione giudiziaria soprattutto politica, mirata a non solo individuare dei reati che comunque, voglio dire, arrivano
cioè, ha ragione Guido quando dice noi siamo qua a compiere azioni illegali, ma contro un'illegalità maggiore. Lo spiega molto bene quando parla con l'ufficiale dei carabinieri che lo sa che lei sta facendo una cosa illegale, sì, però l'ha deciso il CIPE questo, certo il CIPE è presieduto a Cosentino, è chiaro che è più facile andare a denunciare Guido Fissori che Cosentino, però insomma questo è il paese. Grazie, merci. Ci sono altre domande? In sala? Una domanda, c'è un'altra domanda? Sì, buonasera. Buonasera. Sono curiosa, visto che in fondo hai scritto che alcune interviste non hai potuto inserirle. Sì. Tra queste interviste, se ce n'è una che ti è dispiaciuta particolarmente o che ti è rimasta a cuore. Ma ce ne sono parecchie, non è stata facile la scelta, nel senso che comunque bisognava tener conto anche di un equilibrio narrativo, no? Diciamo, forse più cinematografico cioè innanzitutto cinematografico e narrativo più che politico o di altra natura. Ad esempio è stato un altro bellissimo incontro con un'altra signora di questo gruppo di cattolici della Valle, della Vita della Valle, che era altrettanto potente, però non potevo metterne tutte e due, ma non per questioni di lancino o non per una questione appunto di rispetto delle varie anime, no, semplicemente perché comunque avrei rischiato di essere ridondante, no? Anche perché comunque il taglio che ho scelto era quello di dare spazio alle persone senza fare montaggi alternati, no? E quindi appunto fare dei ritratti necessariamente parziali, perché come ho detto prima magari si riferiscono solo a un episodio particolare, non tutta la vicenda, no? Però quest'altra persona era molto forte. Oppure l'incontro e anche tutta la vicenda delle elezioni della Diana del 2012, seguendo l'ex sindaco di Avigliana, Carla Mattioli, che è stata sbattuta fuori dal Partito Democratico per questa questione del rifiuto della sua posizione sulla capacità per una Lione. Di quella vicenda un po' un rimpianto, perché secondo me quello lì poteva essere un documentario a parte. Avevo cercato di inserire questa cosa nel documentario, ma dovendogli dare uno spazio limitato necessariamente di un quarto d'ora, 20 minuti, rischiavo di renderla superficiale. Invece secondo me potrebbe essere veramente, chi lo sa, può darsi anche che lo faccia, che decide di farlo con delle appendici nel frattempo di cose che sono accadute nel frattempo a lei e non solo a lei, che decide di farlo questo documentario, perché è veramente interessante, è una riflessione sul destino di quell'area politica e culturale, insomma, no? Voglio ricordare che le persone che sono state sbattute fuori dal Partito Democratico, oltre a lei, sono state sbattute fuori in modo, come dire, se ci fosse stato ancora il Partito Comunista sarebbe detto stalinista, no? Pensando poi alla gente che si tengono dentro quel partito, pensare che abbiano sbattuto fuori persone che tra l'altro hanno amministrato così bene i loro territori, tanto da guadagnarsi pure dei premi della Comunità Europea per migliori, come Avigliana, che aveva vinto per 2 volte il premio della Comunità Europea come comune più virtuoso, uno dei comuni più virtuosi in tema di rispetto all'ambiente, di riciclaggio, eccetera, eccetera, di gestione del territorio. E poi altre cose, l'intervista a Luca Rastello, l'incontro con Luca, che è un amico, un grande amico, e che
era molto bella, molto intensa, però insomma poi alla fine ho dovuto fare delle scelte, sicuramente ci sono... poi ecco, avevo anche come dire, incontrato persone che mi avevano, che avrei potuto utilizzare se avessi deciso di fare un taglio più tecnico al documentario, che poi è una cosa che ho deciso di non fare. Tra questi c'è un fisico, un metrologo che si occupa di misure, che si chiama Andrea Merlone, che è veramente molto bravo, che inchioda alla forza dei numeri le cose che insomma che sono in ballo, e lo fa in modo molto efficace, ed è per questo che forse nessuno della controparte vuole mai parlare con lui, ma non è l'unico con cui gli altri non vogliono parlare. Ci sono anche fior di professori del Politecnico che si sono stufati di fare convegni, organizzare conferenze su questo tema, perché intanto poi sono sempre da soli, perché appunto gli altri, la controparte non va mai, perché sa benissimo che se vanno lì rischiano di, come dire, di dover ammettere quello che nessuno vuole ammettere. Però ripeto, ho deciso di non fare questa cosa con la tecnica, perché credo che alla fine in questa prospettiva che ho raccontato prima, di cercare di restituire l'umanità, cercare di restituire quasi la dimensione esistenziale di una persona che si trova a confrontarsi con questa vicenda, credo che le cose essenziali vengano fuori. Credo che quando ad esempio la famiglia alla fine legge gli stralci del progetto, io credo che dopo aver sentito quello che loro leggono, non quello che dicono, quello che loro leggono direttamente dal progetto, io penso che non ho neanche più voglia di discutere di cosa stiamo parlando. Credo che non ce ne sia quasi più bisogno, a meno che qualcuno non sia masochista. Altre domande ci sono? Pensate? Faccio un'ultima Sì. domanda. Proprio a proposito di questo, parlavi di restituzione. Fare documentari ha spesso a che fare con il sentirsi utili, o per se stessi, o per una causa, o per una specifica persona o una comunità di persone. E proprio la questione della restituzione. Leggevo in questi giorni una frase di Albert Mason, il grande documentarista americano che è scomparso pochi giorni fa, che parlava proprio dell'empatia, stasera ne abbiamo parlato, e del fatto che la restituzione in un film documentario è anche semplicemente quella della conoscenza del vicino di casa, per dire, anche semplicemente restituire l'esistenza e la conoscenza che c'è stata tra chi ha fatto il film e chi ha accettato di farlo insieme al regista, appunto di conoscere il vicino di casa come simbolo di chi ci sta accanto e che decidiamo di voler conoscere e di far conoscere. Alla fine di questo film, di questa esperienza, la tua restituzione qual è? Cioè la restituzione tra te, il film e le persone che ne hanno preso parte. Ma io innanzitutto, io vivo a Torino, io sono torinese, quindi per me questa vissuta è una cosa che comunque seguo da molti anni, no? Pur non potendo dire di essere, ma non lo dico perché non voglio avere niente a che fare, perché altrimenti non faccio neanche il documentario, lo dico per rispetto per chi lo è, come dire, quasi 24 ore su 24. Credo che ho seguito questa vicenda, ma non da militante, ecco, sempre, come dire, quando ho potuto, ho sempre partecipato, ho sempre, come dire, dichiarato quello che pensavo, ho sempre dichiarato che secondo me insomma, questo movimento aveva ragione di esistere, aveva ragione di opporsi a questa cosa. Però ecco, prima del documentario non avevo trovato forse il modo per entrare in questa situazione. Spesso può anche succedere questo, che un regista, un autore come me, che giustamente viene indicato spesso come uno impegnato, diciamo così, usiamo questa parola un po' sdrucciola, impegnato,
militante, no? Magari, ripeto, questa visione è del tutto legittima e io non è che la rinnego assolutamente, però io, e questa è una questione personale più intima, io spesso mi occupo di cose come questa, o anche il film precedente, la mia classe con Mastro Andrea sull'immigrazione, perché ho bisogno come persona di un territorio, di un filtro che mi consenta di mediare me stesso con questa realtà. E allora attraverso il cinema riesco a trovare una relazione che non sia, che sia tangibile, no? E allora forse il documentario è la mia piccola barricata, il mio piccolo presidio, il mio piccolo contributo a una vicenda che secondo me, di cui, cioè io penso che questo documentario personalmente mi ha portato ad accrescere moltissimo un sentimento di gratitudine nei confronti di queste persone, di questo movimento, anche con tutte le sue, come dire, fisiologiche contraddizioni, difficoltà. C'è un movimento popolare e quando il movimento popolare sul serio si trovano molte cose e la bellezza del movimento popolare è che fa incontrare persone che in una situazione normale, che in situazioni normali neanche si sfiorano, e quindi in questa zona d'Italia è l'unica zona dove penso si faccia politica sul serio, nel senso nobile del termine, radicale, semplice, cioè radicale nel senso, come dice Aurelio del Breakout, che va alla radice, cioè appunto dice incontrare il tuo vicino di casa e uscire di casa, incontrare il tuo vicino di casa, dire c'è un problema, cosa facciamo? Ed è lontana anni luce dalla politica con la P minuscola che siamo abituati con un fraintendimento micidiale che siamo portati a pensare essere quella più o meno gridata dei talk show, delle pagine dei giornali, insomma. Credo io ho sentito l'esigenza come cittadino, come regista, di provare a raccontare qualcosa che secondo me non era stato ancora raccontato, almeno così. E quindi ho sentito l'esigenza di farlo. Devo dire una cosa, come regista io, ammesso che si possano discernere queste due dimensioni, il regista dal cittadino, no? Ammettiamo che si possa fare. Come regista io sono molto contento di aver fatto il documentario, sono molto contento di averlo fatto così. Come cittadino avrei preferito non aver bisogno di farlo, cioè avrei preferito non sentire l'esigenza di fare un documentario di questo genere, perché avrebbe significato forse che qualcun altro l'aveva già fatto. E io non sono un giornalista, non voglio essere, non voglio fare reportage nella mia vita, assolutamente. Però vi racconto questo piccolo aneddoto. Quando il film è stato presentato al Torino Film Festival, visto l'argomento, non sono stato intervistato solo dai giornalisti che si occupano di cinema, ma anche da giornalisti che, diciamo, normali, tra virgolette, no? Ecco. E alcuni di loro hanno reagito al documentario in un modo grottesco, cioè mi hanno guardato e mi hanno detto: ma dove li hai trovati? Ecco, vuol dire che qualcuno in questi 20 anni, non dico non ha fatto il proprio mestiere, ma proprio non ha neanche, non gli si è neanche accesa una lontana lampadina, una sinapsi. Non è solo una questione secondo me non è solo una questione di censura organizzata, di sistema, è anche proprio una questione di scelta personale, di inadeguatezza totale nei confronti di un mondo che forse molti di quelli che dovrebbero avere l'onore, che hanno l'onere, ahimè, ai noi di raccontare, non sono assolutamente in grado
non sanno assolutamente da che parte prendere, quindi si affidano alle veline oppure stanno attaccati su internet e poi ci raccontano come vanno le cose, ecco. Ma queste 2 o 3 facce che ho visto che mi dicevano ma dove li hai trovati? E io gli ho risposto ma guarda, prendi un treno o una macchina, fai 30 km a Torino, entri in un bar, 2 al terzo bar, forse qualcuno lo incontri, ecco. E quindi insomma non so se ho risposto alla tua domanda, comunque Sì, ma dunque, no, un'ottima risposta. E qui mi viene subito da chiederti, credo che se non ci sono altre domande forse concludiamo, qual è la distribuzione di questo film? Quindi da ora in poi che tipo di percorso farà? Ma la distribuzione del film è già iniziata, diciamo, subito dopo l'uscita al Torino Film Festival. Io ci tengo a dire che secondo me sarebbe stato molto più, come dire, semplice, avendo a che fare con un documentario, magari evitare di uscire in sala, no? Evitare di farsi un mazzo pazzesco. Però io penso che sia giusto provarci, anche solo per poter dire di aver provato a dare in un paese che più o meno, speriamo almeno che ci provi ad essere civile, almeno non tutto, ma almeno quella parte che ci prova ad essere civile, che sia importante aver dato l'opportunità alle persone di scegliere di usare proprio un mucchietto di euro per andare a vedere Interstellar, Massimo Boldi, un documentario sulla Val di Susa e sul movimento notaio. E adesso la nostra distribuzione, che la Pablo a macchia di leopardo nello spazio e nel tempo, sta facendo vivere il film. Quindi diciamo che è un film che non è uscito nel senso tradizionale del termine in una settimana dappertutto in Italia, ma sta vivendo, sta uscendo. A me arrivano richieste quasi tutti i giorni. Oggi sarei dovuto essere da voi, sarei dovuto andare a Mantova tra 2 giorni, la prossima settimana andrò in Campania, a Roma per 2 o 3 proiezioni. Il film sta andando in molti posti dove io non posso andare e quindi sta vivendo. Credo che insomma sia importante. Io, come dire, lo so che posso andare a una cosa don chisciottesca, da idealista e imbecille, però io rifarei esattamente la stessa cosa, insomma. Per me è importante questo qui, cioè secondo me questo dovrebbe essere considerato un film come tutti gli altri. Lo so che non è così, ma io voglio almeno poter dire di aver provato a far fare a questo film la vita di un... È dura perché ad esempio a Torino, la mia città, dove c'è una cappa, un blackout totale su questa vicenda, almeno c'è il tentativo. Non siamo riusciti a trovare un cinema di prima visione del film. Abbiamo fatto una settimana di proiezione in un cinema parrocchiale e le proiezioni erano tutte esaurite 20 minuti prima dell'inizio dello spettacolo. Ma devo dire che generalmente i miei film a Torino vanno molto bene, magari andassero nel resto d'Italia come vanno a Torino. Sarei un regista un po' più famoso, ecco, forse, no? Anzi, però a Torino non siamo riusciti, a Torino di queste cose non si deve parlare, ecco, e il meno possibile, e quindi una città che era potenzialmente dal punto di vista del pubblico, no? Una città ideale per accogliere il film, è stato un film che è stato, come dire, visto che si parla tanto di sabotaggio, sabotato. Ecco. E sul sabotaggio vorrei dire una cosa, vorrei dire che bisognerebbe intendere sabotaggio a 360 gradi, credo che anche, che ne so, le persone che hanno parlato alla fine, ad esempio, no? I
vive in quella casa che dovrà essere abbattuta, forse, chi lo sa, nessuno gli ha mai detto niente, ma anche quelli sono, credo che potremmo dire tranquillamente che la loro vita è stata sabotata, no? O no? Allora che cos'è il sabotaggio? Parliamone, cos'è l'estremismo, cos'è la violenza. A me sono state fatte delle domande un po' capziose, no? Che implicitamente mi chiedevano una presa di distanza. Io ho semplicemente risposto che questa domanda era irricevibile, perché io sono disposto a rispondere cosa penso io dell'estremismo quando andiamo a chiedere conto a 360 gradi dell'estremismo di tutti, è la classe politica che per 20 anni ha trattato questa gente come la cosa più gentile gli ha detto che erano dei bifolchi montanari, o appunto gli estremisti che scelgono di celebrare processi incensurati nelle aule punk come se processi ai terroristi, i mafiosi, i giornalisti che hanno parlato della Val come se fosse l'Irlanda del Nord degli anni 70, forse non evocando spettri anche un po', come dire, anche un po' grotteschi, ma forse invocando un po' di sangue che, no? Allora, cioè, credo, voglio dire ancora una cosa, poi vi lascio, perché mi sono reso conto di non aver detto, rispetto al documentario. Io credo che questo sia un documentario sulla rivolta non intesa non come, almeno non solo come ribellione protesta, ma sulla rivolta proprio intesa come volontà, necessità di riposizionamento. Si dice rivoltarsi come un guanto, rivoltarsi vuol dire cambiare posizione, cambiare verso. Ecco, io penso che questa è la storia di persone che hanno scelto di cambiare posizione, di rivoltarsi, di ripensare la propria posizione nel mondo, nei confronti del mondo, di un mondo che pensavano che fosse in un modo e che invece drammaticamente hanno scoperto essere molto diverso da quello che immaginavano. Ecco, lì c'è la rivolta, ed è forse quella la rivolta che, come dire, quella che è temuta di più. La rivolta di uno che dice io credo nella democrazia, ci sto male, ma domani se aprono il cantiere mi devono mettere in galera. Credo che sia una storia che spero che magari tra anni e anni si racconterà anche da un punto di vista, come dire, di analisi storica, sociologica, no? Sperando che vada a finire, come dire, il meglio possibile, ecco, il modo più vicino possibile a chi desidera che questa cosa che è percepita giustamente, secondo me, come intollerabile e ingiusta, non venga realizzata. Stava nascendo un applauso, ma ti ringraziamo e penso che auguriamo a questo film di fare il giusto percorso che deve fare. Forse è utopistico immaginarsi che un domani vada anche in televisione, non lo so. Ma sai, Non si sa mai. Nel frattempo non lo so, io non pretendo questo, cioè sarebbe giusto, ma non perché è il mio film, per carità, ma perché mi sembra normale. Però evidentemente non siamo in un paese normale e quindi non è che mi stupisca più di tanto, però ecco, diciamo che chi lo sa, magari alle 2 di notte a fuori orario, magari. Non lo so. Ecco. Beh, giusto proprio perché, appunto, perché propone un'empatia, un approfondimento che in televisione raramente si vede, lo sappiamo, e che invece è la grandezza del cinema documentario, che se riesce ad arrivare anche in TV riesce a inserire un linguaggio diverso, un modo diverso di ascoltare le cose rispetto a quello a cui siamo abituati, insomma.
Ma guarda, delle cose che mi ha fatto pensare che forse questo taglio che ho scelto era quello giusto è il fatto che nessuno, come dire, si è preso la briga di... Cioè la risposta è stata un silenzio, una censura morbida, perché in effetti credo che nessuno ne possa dire nulla, anche rispetto... Il documentario dice, secondo me dice tutto quello che c'è da dire, racconta la grande determinazione di queste persone, racconta anche gli scontri, lo fa in un modo allontanandosi il più possibile da un'immagine come dire, inquinata dal servizio del telegiornale. Infatti l'ho fatto attraverso una rivocazione radiofonica, ma senza far come dire, edulcorare nulla. Però ecco, credo che non so, credo che sia appunto che sia difficilmente attaccabile, perché cosa vuoi dire? Cosa gli vuoi dire a questi? E cosa vuoi dire a me? Insomma, vabbè, vedremo. Vedremo. Grazie. Grazie a voi e scusate ancora l'assenza fisica. Grazie, alla prossima, arrivederci. Ciao. Daniela, ciao. Grazie anche a voi, buonanotte.